Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La nave Geo Barents è ripartita dal porto di Augusta dopo aver subito un fermo amministrativo di 20 giorni disposto dalle autorità italiane. La motivazione del provvedimento è stata la mancata attivazione del Voyage Data Recorder richiesto dalla Guardia Costiera dopo l'ultimo intervento di soccorso svolto dalla nave nel Mediterraneo centrale. La ONG ha criticato il provvedimento definendolo un'illegittima detenzione che ha causato la perdita di innumerevoli vite umane. Un impiegato postale siciliano ha sventato una truffa ai danni di un cliente che era al telefono con qualcuno mentre compilava un modulo per un bonifico. Il cliente ha rivelato di aver ricevuto inoltre un SMS che gli chiedeva di cliccare sul link e inserire le proprie credenziali per rientrare in possesso del proprio account personale, ma in realtà era tutta una truffa. L'impiegato pertanto ha fermato l'operazione e ha convinto il cliente a non effettuare il bonifico. Un cittadino egiziano senza tetto di 19 anni è stato arrestato dalla polizia in relazione a una rapina avvenuta all'interno di un rifugio locale per stranieri a Messina. Si ritiene che il sospetto abbia agito in collusione con un complice di 17 anni, anche lui di nazionalità egiziana. Si è scoperto che i sospetti erano entrati furtivamente nel rifugio minacciando la vittima con un coltello, rubandogli la giacca e 50 euro. Nonostante si dica che venerdì 17 porti sfortuna, le previsioni meteo lasciano ben sperare. Non c'è ombra di alcun stato di allerta e la Protezione Civile regionale, infatti, ha scongiurato ogni possibile rischio. Cieli quindi tutto sommato sereni, senza alcuna nuvola passeggera. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania, Agrigento e Siracusa, con massime di 17 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.